È partito Pantani. Pantani, l'unico che rimane nella scia di Pantani è Tonkov. Gotti in difficoltà. Allora c'è Pantani e Tonkov in testa. Gianni. Pantani sui pedali, dietro a lui Tonkov, anche Tonkov sui pedali, ora si siede Tonkov, i due hanno guadagnato una ventina di metri su Sulle e Leblanc in un gruppetto, quello di Sulle e Leblanc, che comprende anche Bartoli, che è nelle posizioni di coda nel gruppetto degli inseguitori. In difficoltà, Tonkov. In difficoltà Tonkov, scatta nuovamente Pantani. Un giudizio sui rapporti. Ma Pantani sta spingendo un rapporto abbastanza duro, Tonkov un pochino più agile. Secondo me Pantani adesso sta andando con un 39-17, mentre Tonkov ha un dente un po' più agile, quindi probabilmente un 18 o addirittura un 19, ma sta facendo il vuoto Pantani. Alex Zulle, il grande favorito. Pantani ce la fa oggi, secondo me non possono più raggiungerlo, adesso sta andando molto bene, siamo ormai a 800 metri dal traguardo, tra 200 metri e 250 finisce la salita e c'è un tratto in pianura. E ironia della sorte, spunta il sole. Allora eccoci ormai con Pantani in vista del traguardo. Naturalmente potrete notare nel riquadro in basso il vantaggio di Pantani, mentre a Davide Cassani il compito di controllare subito la nuova classifica generale. Ed eccolo qua, Marco Pantani ha lanciato il primo attacco in questo Giro d'Italia, quando la strada ha incominciato a rizzarsi sui pedali, nel terreno lui più congeniale. Marco Pantani non ha deluso l'attesa degli sportivi, è partito al contrattacco e si appresta a vincere in perfetta solitudine qui a Piancavallo nel Friuli, la prima importante tappa di questo Giro d'Italia. Naturalmente ci saranno altri traguardi congeniali allo scalatore romagnolo, che vince, può finalmente alzare le braccia, vince, e sulla destra controllate il distacco, 4 ore 22 primi 11 secondi il tempo generale. Ecco lo sprint per il secondo posto, se lo aggiudica Tonkov davanti a Zulle a 14 secondi. Poi vediamo alle spalle chi spunta in fondo al rettilineo, ecco che spunta Guerini, mentre dobbiamo fare i complimenti non solo, ecco Guerini a 29 secondi, i complimenti agli uomini, che ai piloti dell'elicottero, dell'aereo, ai motociclisti che in queste condizioni atmosferiche sono riusciti comunque a darvi di questa tappa un'immagine, mi sembra esauriente, anche se dobbiamo dire la regia spesso, proprio per superare i punti di maggior difficoltà, vi ha riproposto, e meritano veramente il bravo proprio per queste idee, questa genialità, vi ha riproposto dei pezzi dal rallentatore. Intanto Zulle riconquista la maglia rosa. Allora ecco qua, Noè l'ha conquistata ieri, la perde oggi. La maglia rosa nelle ultime 2 giornate è rimasta sulle spalle degli atleti lo spazio d'un mattino, per dirla alla Proust, prima Rux e poi Noè. Comunque Noè veramente un ottimo Giro d'Italia e ci auguriamo un ottimo Tour de France. Allora la classifica, mentre vedete qua Alex Zulle che riconquista la maglia rosa, accanto a lui vediamo corre il collega Minoliti